Tanto, saluto a tutti, grazie a Daniela per questa presentata, grazie all'assemblea per aver invitato a questionare. Namus che forse su Allegamesti è l'unica che non tocca da Sardegna o non conta di una vaula su per Sardegna, ma proviamo a rimaniare un po' ammirata e a questionare di un altro luogo. Chi stiamo intendendo questa dies cada dia da 2 anni a custala nessi in televisione che ischimus chi su capitano in Gaza este namus difficile da toccare. Difatti sego is allega a me non questiono dei su che capitando in die, però questiono de Palestina namus con una mirata storica pro portulare o pro namus spiegare due faulas dessa propaganda israeliana e sionista su per la Palestina. Dunque conto un po' così storia sa Palestina. Su malu dessa storia sa Palestina e teste chi è troppo lunga. Se sta torna di seguito sta a contare Gesù Cristo, Davide, Abramo, Sorfeniccio, sono un bel tempo, pur ma non hanno un quarto d'ora, anzi se me da se bocca conto questa due fesseria zionista. Però quando contiamo la storia di un paese o quale sia di storia dobbiamo separare un punto per cominciare. E poi pensavo infatti che può cominciare questo conto della storia della Palestina o la Palestina moderna. Podemos cominciare a fuori del 1880-1870, a ultimo del suo XIX secolo, pago per manco. È arbitrario come cada decisione, però per me è meglio da cominciare in cui questi che cosa ha cominciato a cambiare. E questi è pure che questa vaula adesso sionista, Zachinana, questa prima vaula è che la Palestina fia di una terra boida, non vai a nuda o fumpagos o una terra deserta, non vai a nuda. Siamo noi che appusti siamo fregati, bete, stato, capitalista, industrializzato. Este una vaula. Proite che se abbadiamo la storia della Palestina a innanti del 48, a innanti che arrivava sos israelianos, vado un montone di cose a ordenare. Su 1880, per narrare, la Palestina tenia a furri di 60.000 abitanti. Di questi 60.000 abitanti, una maggioria furono palestinesi. Sono palestinesi dalle schide sono parte musulmanos e parte cristianos, e baia una minoria a furri 25.000 ebreos che furono su batto pochento dei suoi abitanti della Palestina. De custos, la metà viene ebreos cittadinos dell'impero ottomano e metà ebreos disterrados dai altri luoghi del mondo. Appunto, cittadino dell'impero ottomano, casa Palestina, vaghi a parte dell'impero ottomano. Un impero mannu, un impero che tenia da capitale in Costantinopoli, non in Istanbul, ma si andava sempre a Costantinopoli. E dentro di questo impero baia un montone di popoli, baia da sirianos, arabos, turcos, bosniacos, grecos e gai tutto. E baia pure in tottuve l'impero ottomano questa diversità religiosa, baia musulmanos, cristianos, ebreos che viviano a paresi. E difatti pure in Palestina, in città Gerusalemme, Gaza, Nablus, Jaffa, tutte queste città che conosciamo Haifa in Palestina, baia da questi abitanti che voi sapete, di questi 60.000, una minoria viene ebreos, fuori su batta pochento, e su resto furono musulmanos e cristianos. È importante allo sconoscere questo numero, perché prima di andare che non vai a nulla, è meglio da badiare la storia, è meglio da badiare soldados che hanno bogato più istoricos arabos, palestinesi, ma vince istoricos israelianos. Chi è la boga da campo questa vaula, come te posa ponau? La boga da campo sono ideologos sionistas. Chi è questo sionistas? Che siamo 2 anni, come te posa ponau, intendendo cada dia sempre di più alle gare di Palestina, però manca di qualcuno che non ischi di te su sionismo. Su sionismo è un'ideologia nazionalista ebrea che sei da campo a ultimo del suo XIX secolo, a ultimo del Ottocento in Europa. E già le schimus che i Ottocento e i Novecento sono un secolo del nazionalismo in Europa.
Sos ebreos puru, in intro di questo ambiente politico, in cui il nazionalismo fu forte in tutti i paesi dell'Europa, i sos puru inventano una forma di nazionalismo ebreo. Su sionismo è scusto, una forma di nazionalismo ebreo che tenia come punna sa de vraigare un Stato ebreo, possos ebreos che Stato non hanno mai tento in storia, un Stato ebreo indipendente in Palestina. Questa cosa, invece di essere de battire successo, de battire profetto, de convincere a sos ebreos in giro sul mondo, fiat un'idea fallimentare. Non ha gelato, finza a fuori del 1920, questa idea non batte in nulla. I summintre che questo sionista furono boganda campo questa favola di una terra sinaira da una terra che è un popolo che è una terra. Cioè la terra che è un popolo fu di Palestina, in cui su chi narraia in questo non vai a nulla, però un popolo che è una terra, cioè gli ebreos. Ma in questa terra che è un popolo, come te posso parlare, vai da prima di tutto 600.000 persone. Secondo, questo è stato uno dei periodi di storia della Palestina, anzi, più ricco, più del movimento culturale, politico, e in generale sono stati arabos, sul Medio Oriente, in Egitto, in Libano, in Siria. Sottigentos, os últimos de sottigentos, e os primos de sonoigentos, es conosciuto come la rinascita. In linguas europee lo chiamano come una rinascita della cultura araba. E la Palestina pure via da mezzo questa cosa. Politicamente, facendo parte dell'impero ottomano, l'impero ottomano non fu una democrazia, delle schimus tutti, però a ultimo de sottigentos prova a diventare un pago più democratico e dunque facendo pure le prime elezioni, le prime votazioni parlamentari. E su 1877 la Palestina partecipò finza a queste elezioni parlamentari. Dunque, su 1877 votano per la prima volta, pustisi Gallo su 1908, 1911, sono impiegati dell'impero ottomano andano in Palestina a cogliere il voto della gente mentre di servire di guerra per le sperdie. Baia da bibliotecas, universidades, giornales, cinemas. Vi finza in Palestina una classe mercantile internazionale, musannarre, che andava in Palestina a cercare venda, a cercare soldi, a cercare business, come vai in Sardegna pure, che in Sardegna pure si vuole esponere la biografia di Gramsci, di Peppino Viori, si vede questa cosa, che vai in un montone di classe mercantile globale, musannarre, rose, in Sardegna, in cerca di furare risorse su che hanno fatto. In Palestina vivuti tipografie, fabbriche, molino de ozu, fabbriche mannas e minores, manca di essere un'economia agricola. Un'economia agricola che però ha avuto un'economia agricola forte, che la città di Acre e di Haifa ponarre fu connota per il tabacco e per il cotone. Hebron fu connota per l'agina e per la fruttura. Nablus fu connota per l'olia. Jenin posa nughe, Ramle posa mendula, Gerico posa banana, Jaffa posa ranzu. La già conoscere su Saranzu Jaffa. Saranzu de Jaffa è scusso, l'inamur Jaffa è la lingua europea, ma è Saranzu palestinese. E su 1892, in questa terra boida, in cui non bivunnemmo, un deserto, fa la prima ferrovia. Che giugia sa gente e sa merce puro da Gerusalemme a Jaffa, che è oggi è serente a città israeliana di Tel Aviv, ma a fila da cara su mare, dunque in un luogo di importo per la ferrovia. Però non solo andai da Gerusalemme a Jaffa, ma andai fino a Terologos questa ferrovia, a Gaza, a Haifa, e fino a Terologos dell'impero ottomano, che fu tutto in un stesso paese, dunque si vinse in Damasco, a Aleppo, in Siria. Una ferrovia che collega a tutto questo logos. Dunque, prima vaula questa terra boida, che non popolo, poi un popolo che non terra, bettisterria, non è nugoro. A posto della prima guerra mondiale, però poi ite cambia. Cambia che il sionismo ha fallito. Però i britannici vincono questa guerra. Cioè l'impero ottomano, a posto della prima guerra mondiale, non esiste più.
per de sos terrinos, tutti os paesi che vos appumentovau, compresa la Palestina, e la Palestina si che la leana sos britannicos dai impero ottomano come un protettorato. Diventa la Palestina su protettorato britannico in Palestina. Ma è questo protettorato? Un protettorato è una specie di stato di transizione in cui i britannici lo facevano non solo i britannici ma anche i francesi questo protettorato però che per aiutare un paese a diventare un stato democratico indipendente, una transizione unos cantos anni e poi abbiamo indipendenza, non ti mezza. A un'ala promettiano questo a sos palestinesi, a saterala però i britannici hanno già promesso a sos sionistas de los aiutare a fregare lo Stato ebraico in Palestina. Questo è la promessa di Balfour, la promessa che sul 1947 il ministro britannico Lord Balfour fa che da sionistas, che poi è stata una promessa segreta, però appunto l'hanno bogata più da sos archivi, il ministro inglese Balfour promette da sos ebrei di fregare questo Stato. Sta sa corona britannica, però fa che si Stato ebreo in Palestina chi credere voi. Dunque, a un'ala prometti della transizione democratica sus palestinesi, a un'altra però prometti questo. Il te su malo però, che cada protettorato, i britannici tenevano protettorato in Palestina, i francesi lo tenevano in Siria, ne tenevano una provincia in Libano, cada protettorato teneva un governatore, stanno uno che rappresenta sul potere, la corona britannica in Palestina. Questo governatore chi è Fudi? Fudi Herbert Samuel. Herbert Samuel fu un inglese, ma fu finza un ebreo e un sionista. Dunque, a governatore della Palestina vi fu un sionista, uno che queria da fare in un Stato ebreo. E difatti, come governatore della Palestina, lei ha da decisioni di terria politica sul territorio che sono servite a dimostrare poi i storici a si Stato ebraico sionista israeliano che conosciamo oggi in dia. Quali furono queste decisioni? Prima di tutto ha legalizzato l'immigrazione ebraica in Palestina. Cioè andava a ebrei di tutto il mondo, poteva venire a noi, non deve fare eta, non deve fare questa domanda, entrare, tutto ciò che credete. E difatti, a posti del 1922, questa immigrazione ebrea in Palestina cresce de meda, il governatore appunto del suo protettorato l'ha aiutata. E te va che pure solleva la lingua ebraica a livello di lingua ufficiale. Se schienta mezza persone, 20 mezza fuori di 20 mezza furono ebrei. E non è manco un che essere infaidato ebraico. Sono ebrei dell'impero ottomano in logos che a Baghdad o che a Damasco, che all'epoca fu preno di ebrei. Fai da in arabo, magari ebreo. Ma poi questa non è manco la legge più importante. O queste due non sono manco la legge più importante. Le leggi più importanti sono le che permettono che la terra cole da emere verso i palestinesi, cioè la legge che ha fatto questo Herbert Samuel, che cole la terra da emere verso i palestinesi, arabos e musulmani e cristiani, a mere nuovi ebrei e mescamente ebrei europei. Prima di tutto te vagane, gli inglesi, accatastano tutta la terra del suo protettorato, li aumentano le tasse da massaio palestinesi e dai suoi archivi essi pure usato che quando questo Herbert Samuel le aveva decisioni, abbaidava che te poteva fare e te non poteva fare in Palestina, pedia sempre a suo ideologo sionistas e te fare. E te siamo facendo provare lo Stato ebraico in Palestina. È importante all'iscrivere questa cosa, è importante all'iscrivere di questa legge che ha avuto un sionista governatore della Palestina, che un'altra vaula che la propaganda israeliana sionista ha sempre contato è che sono palestinesi che in Palestina non bisogna più, che hanno perduto il territorio, non l'hanno perduto che lo hanno bogato o che lo hanno cazzato, l'hanno perduto che si l'hanno vendita. Sono arrivati gli europei, scarico di denaro, mi compro rubato terreno, comprato la Palestina tutta fuori, faula, mai te vendita. Prima di tutto va via questa legge, come te giapponese, che hanno fatto a maniera che in Palestina cresca una cosa che si nata in inglese settler colonialism, cioè un colonialismo di insediamento si nata in italiano.
Come si va che questo? Si va che cada impero coloniale, cada esisia di impero coloniale, e mescamente los inglesi, ma pensa sor francese, fa che da modo chi sa terra e a essere mere di una terra diventa un privilegio politico. L'hanno fatto gli italiani in Libia, non vi aggrada questa cosa, ma io posso narrare. L'hanno fatto gli italiani in Libia, che vivono pure gli sardos, l'hanno fatto gli francesi in Algeria, in Atelologoso, l'hanno fatto gli inglesi in India, in Iraq, in tutt'uve. E ho leo a terra e decido a chi li ha dare. Se tu sei a sala mea, ser mere terra. Se tu sei contro me, se contro l'imperialismo, se contro il colonialismo, tu a terra non devi essere, la lega si sabba. Poi narrare in Iraq, ma poi letto esordato, su 1958, a viene sul colonialismo, su 2% de sormere dessa terra, agricola e coltivabile, tenia su 66% dessa terra. Classico esempio del colonialismo. La terra li ha dato a chi a sa tribù e a sos cantor de società irachena, chi non ha nulla contro il colonialismo. Sono malo i testi. La differenza manna chi vada entre l'India, l'Iraq, altre colonie britanniche e la Palestina, chi no che la terra non colaia da un palestinese a un altro. In no che la terra colaia da un popolo a un altro. Sta a narrare da sos palestinesos, cristianos e musulmanos a sos sionistas, sos ebreos che furono andando in Palestina per pregare questo Stato nuovo. Si nada, come abbiamo appunto, settler colonialismo di insediamento. E su 1948 il protettorato britannico accabada. Su 1948 posos israelianos estes indipendenza. Posos palestinesos non estes indipendenza. Posos palestinesos estes a Nakba. Stanno a un disaccato nazionale. Poite. Che cominciano a 77 anni, quanto che siamo? 77 anni di apartheid, di occupazione, di guerras, praticamente di disterro a forza della terra e soro. Tanto non posso preguntare di mi rispondere qualcuno, però secondo voi quanto dessa terra in Palestina fiaccolata in quei 28 anni di protettorato da essos palestinesi a esos ebreos? Quanta terra fu resessido os ingleses a li dare a esos ebreos a che li aliare a esos palestinesi? Su chimbe prochento. Manco gais un resessido. Sono resessido in parte a che le alleare, mescamente a merer de terrinos chi noi staiano manco in Palestina, che magari staiano in Siria o staiano in Libano o staiano in altro luogo dell'impero ottomano, ma su bonu dessa terra è sta barra a sos palestinesi, ma sai os pastores e merer de terrinos palestinesi, che sono stati bogador da sette risoro a forza in sa guerra su 48. In bonas o in malas ti che depes andare e gai han fatto. E difatti sì, appustisi poi del 1948, quando la terra colada in manos israelianas, non è che i palestinesi si l'hanno bendia questa terra, nessuna compora un'uda, nessuna bendi un'uda. Este che quando vada poi un Stato israeliano del 48 in Susu, il Stato israeliano confisca queste terre. L'agenzia ebraica, cricca il bollo, l'agenzia ebraica confisca queste terre e nada, queste sono le terre del Stato israeliano. Zormere di queste terre chi sono? È un palestinese che si è fuito, che ha bagliato una guerra, e sa vita sua, hanno perduto la famiglia, in Der Yassin, ponare che sta in Giordania, la terra del Stato israeliano. Bene, non bisese, la terra è sa nostra, diventa del Stato israeliano. Oppure due sei palestinesi, chi si è sbarrato, non ti che sei fuito, si è sbarrato in Haifa o in Nazareth o in Ubesisiata, non importa. Tu e con forma la legge israeliana non potete essere mere terra. Dunque, questa terra diventa del Stato israeliano e la va a diventare un kibbutz, un'usisiata. Tutto questo conto non l'ha neanche cercato, me l'ha studiato, ma non l'ha cercato si bollucherie legere, si bollucherie pinza a badiare può averiguare che non ha una vesseria, a leggere il libro dei suoi storici israelianos e tutto che hanno studiato queste cose.
Ponare uno este Ilan Papé, se non lo conosci, cerca è bollo, però sul libro giù, la pulizia etnica della Palestina, bollo conto tutto questo bello conto. Un altro storico israeliano con tu me da este Avi Schleim, un ebreo nascido in Baghdad e appusti tramutato a Israele, ma che ha studiato in Oxford e che ha bogato a campo tutto questa frigonza. Ma le chiedo pure ai storici palestinesi e tutto, che a volte abbiamo questo complesso, no? Che se la nasce palestinese o se la nasce arabo, questa cosa non deve essere gabbero. Stai difendendo la banda sua, di sicuro. Questo pure è un'irvarione da che bogare da in mezzo. Ma se uno è un storico palestinese che è nascito nel 1936 in Palestina, come a Salman Abu Sitta, se non l'ha zelletto che de bollo sul libro suo, pure la mappa del mio ritorno, conta queste cose. Sa famiglia sua fia mere de terrinos, e su 48 a fora, bessiminde, fuori. A posto di si ha fatto che ricade archivio, non è solo un mentor di uno palestinese del 36, è funzione ricerca di archivio, e sta andando a caricare tutti i documenti, quale fia sul terrino della famiglia sua, chi è vu sormere di questo terrino, di chi è vurini sormere della famiglia mea, come mai non sono i più terrino della famiglia mea, le chiede bolla su queste cose, capo bene, è bolla zero, come, è importante a conoscere numeri, a conoscere dati, a conoscere cose che non sono i pezzi parre politici, che è di una banda o dell'altra, che è pro Palestina o è un pro sionista o è magari per questa banda, magari per questa altra, caso di destra o di sinistra, no, vado una cosa che si narra di storia, verità storica e tocca della conoscere bene, finza, spesso, per comprendere un po' mezzo su che è capitando come o è in Gaza. Grazie.